fondamentali che ci porterà al riconoscimento della comunità internazionale e alla resa illegittima delle istituzioni italiane in Veneto, perché saranno gli stati esteri che decreteranno questo. Noi a Roma non stiamo chiedendo nulla, agli italiani non stiamo chiedendo nulla, con loro patteggeremo solo la secessione. Ora è iniziato il tuo momento, è il momento più importante per far capire la Repubblica Veneta con te dalla valle. Sei un primario in ospedale a Londra, ti dividi fra Bassano, fra il Veneto e l'Inghilterra, sei anche membro del National Scottish Party, quel partito che sta portando l'indipendenza in Scozia, e adesso siamo qui e vogliamo sentire qual è il lavoro grande che insieme con Gianni Busato e la delegazione di 10 stai facendo sul piano internazionale. Prego. Grazie, a te. Grazie Mario. Mi sentite? Anche in fondo? C'è qualche italiano là in fondo? Allora, io sono Giovanni Dalla Valle, sono il responsabile della squadra diplomatica internazionale di plebiscito.eu. Dopo lo strepitoso successo del referendum online di marzo, dove più di 2 milioni di cittadini veneti hanno votato sì all'indipendenza del Veneto, abbiamo ben pensato di far partire un progetto per costruire una rete diplomatica internazionale di ambasciatori, consulenti diplomatici e anche incaricati d'affari della Repubblica Veneta. In meno di 2 mesi abbiamo ricevuto un numero enorme di curriculum, di offerte, di candidature. Mi dispiace, siamo stati un po' severi con qualcuno, abbiamo dovuto dire tanti no, perché per essere un funzionario della Repubblica Veneta occorre soddisfare criteri molto severi: amor di patria, rettitudine, onestà, ma soprattutto saper fare, lavorare, lavorare, lavorare. Questo sono i veneti. Le parole non ci interessano più di tanto, ci interessano solo nell'ambito del linguaggio diplomatico che noi, come i nostri antenati, intendiamo continuare come stile, nel senso che noi vogliamo essere amici di tutti. Come qualcuno ha detto prima, siamo sempre stati un popolo di mercanti, non abbiamo mai fatto guerre aggressive, tranne qualche eccezione, contro gli altri, guerre di espansione, casomai solo più spesso di difesa, proprio quando era necessario, perché a noi interessava commerciare, interessava creare ricchezza, prosperità, cultura nel mondo. Questo erano i veneti di un tempo e questo sono i veneti che esistono ancora fuori dai confini del Veneto oggi, molto spesso. Così, in meno di 2 mesi, abbiamo reclutato ambasciatori nelle seguenti nazioni: Argentina, Austria, Belgio, 5 consulenti diplomatici in Brasile, perché è un paese grandissimo, ci sono 2,5 milioni di veneti, c'è un altro Veneto dall'altra parte del mondo, dove parlano ancora un veneto antico, come era quello dei nostri bisnonni, fino alla fine dell'Ottocento, primi Novecento, un laboratorio linguistico eccezionale. E adesso noi siamo in contatto naturalmente anche con loro, con il nostro ambasciatore a Brasilia, il nostro console nello stato di Bahia, il nostro console nello stato di San Paolo, il nostro console a Rio Grande do Sul, dove c'è la maggior parte della comunità veneta, che ha una radio, quindi un sacco di trasmissioni partiranno molto presto, e anche con i consulenti diplomatici che sono qui in Repubblica in questo momento. Poi in Cambogia, Catalogna, noi la vediamo già indipendente, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba,
Francia, abbiamo un noto commediografo e drammaturgo, un bravissimo maestro di scena, Carlo Boso, che ha esportato il teatro goldoniano ormai per 20 anni, veniva dall'esperienza del piccolo teatro di Streda, grandissimo veneto di origine vicentina, che ci fa da ambasciatore in Francia, Germania, Giappone, Guinea Francese, Irlanda del Nord, Israele, Lituania, Nuova Zelanda, anche là abbiamo uno che è esperto di trasmissioni, di televisioni, una delle più grandi catene radio-televisive australiane, cominceremo programmi anche laggiù, il gonfalone, anzi la bandiera veneta, noi non usiamo neanche più l'espressione gonfalone, chiamiamo semplicemente bandiera veneta, sventola persino in Nuova Zelanda, Marocco, Montenegro, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Regno Unito, sono io, Repubblica Dominicana, Scozia, Serbia, Senegal, Spagna, Slovenia, Svizzera, Ungheria, Stati Uniti d'America, in California, dove abbiamo il professor Lodovico Pizzati, che ha fatto tantissimo per l'indipendenza del Veneto, che insegna alla University of California e che sicuramente sarà ricordato nei testi di storia per il suo contributo alla nostra indipendenza. Abbiamo un console in Alabama, abbiamo un ambasciatore a Kiev in Ucraina, alla Camera di Commercio Internazionale, dove c'è un ufficio, dove c'è un gonfalone. Venezuela. E sono in arrivo la Turchia, la Macedonia, l'Ecuador, la Croazia, Portogallo, Russia e lo stato dell'Oregon degli United States of America. Quindi abbiamo adesso un totale di 43 ambasciate in giro per il mondo, su un totale di 249 nazioni, ditemi se sbaglio, quindi circa il 20% delle nazioni in questo mondo, circa un quarto delle nazioni diciamo più rappresentate, perché una cinquantina di nazioni sono piccolissime, sono piccole isole. Arriveremo circa a 100 nei prossimi 2 mesi. Allora, il programma nostro è quello di creare una rete commerciale e imprenditoriale all'inizio, esattamente come era nello stile della diplomazia veneta nei secoli scorsi, prima di tutto, con una serie di conferenze, di workshops per incontrarci, per vedere quali sono le reciproche opportunità di investimento. Abbiamo delle ottime piattaforme grazie a Plebiscito come Veneto Business, che tra l'altro si ispira a Business for Scotland, che è una piattaforma di imprenditori scozzesi indipendentisti, di cui sono io stesso un azionario, che noi abbiamo studiato ed elaborato, dico bene Giane, ad Edimburgo in settembre dell'anno scorso, con delle conferenze, con dei meeting, ci è piaciuto e abbiamo importato anche qua. Poi creare una rete di carattere culturale, quindi tutte le associazioni culturali, linguistiche, eccetera, che possono in qualche modo occuparsi dei veneti, e di media. I media sono stati utilissimi per la nostra indipendenza, perché quello che è successo in marzo è stato favoloso, anche grazie alla risonanza di tutti i media internazionali, senza della quale probabilmente sarebbe stato più difficile bucare il video in Italia. In settembre organizzeremo la prima conferenza internazionale del ritorno della Repubblica, proprio nel posto politicamente più simbolico per farlo, quasi una rivincita, una vendetta. Provate a indovinare dove. Com'è? Non tanto. Chi è che ci ha ridotti alla fin fine? È stato detto prima. Parigi. Quindi noi ritorniamo là a celebrare il ritorno della Repubblica. Carlo Boso ci sta aiutando a organizzare la prima conferenza internazionale
della Repubblica Veneta proprio a Parigi. E poi a fine d'anno faremo, se tutto va bene, una conferenza internazionale in Brasile, possibilmente a Rio Grande do Sul, dove incontreremo la nostra comunità veneta. Noi veneti esteri siamo molto importanti perché, per una serie di motivi, non abbiamo conflitti di interesse normalmente, non ci interessa la politica italiana, più o meno siamo abbastanza contenti di dove viviamo, quindi non ci interessano tutti i giochetti politici, tutti gli scandali, eccetera, eccetera. Perché lo facciamo allora? Chi ce lo fa fare di donare soldi, tempo, fare voli? Io stesso ne ho fatti solamente 76 in poco più di 2 anni per questa causa. Ho scelto di andare part-time apposta per dedicare tempo all'indipendenza e alla libertà della mia gente, perché chi ce lo fa fare? Anche a noi piace la storia, ci piace la cultura, ovviamente leggiamo, molto spesso tanti di noi parlano 2, 3, 4, 5 lingue, si sono affermati molto bene all'estero, in qualsiasi campo. Non è tanto il discorso culturale storico per noi che conta, ma un discorso di tipo socio-economico e di tipo etico soprattutto. Socio-economico nel senso che il mondo sta cambiando, l'autodeterminismo sta diventando una nuova ideologia, si stanno riconfigurando le mappe geoeconomiche, dalla Scozia alle Fiandre, dalla Catalogna al Veneto e così via. L'idea del piccolo è bello, l'idea del potere di decidere che torna nelle mani delle comunità locali contro i grandi agglomerati di banche, di multinazionali, di sistemi finanziari che in questo momento, pur essendo una minoranza, comandano il mondo e condizionano i governi centrali che sono talmente indebitati che non possono fare diversamente da quello che stanno facendo. E allora è per questo che a noi interessa relativamente poco il discorso delle istituzioni, dei governi centrali, di Roma, di questo e quello, perché comunque siamo fuori da quelle cose lì. Ci interessa piuttosto un discorso etico, vogliamo rivedere la nostra gente, godere dei frutti del proprio lavoro, la vogliamo vedere sorridere un po' di più. Io quando torno in Veneto dopo 20-30 anni che sono emigrato, vedo effettivamente un Veneto che sta decadendo dal punto di vista delle cose più piccole, a cominciare dai sorrisi della gente. Vedo un decadimento etico. È inutile che ci arrabbiamo per gli scandali che succedono a Venezia, di qua e di là, se poi scopriamo che la maggior parte di chi ha un posto di lavoro in un ufficio pubblico a Venezia è stato messo lì per una raccomandazione. Oppure se scopriamo che molte persone sono lì su questo piedistallo per via di un titolo, o per via di un'amicizia, o per via di una conoscenza, si chiama nepotismo. Da noi ci sono leggi come la Equal Opportunity nel lavoro, dove non si possono assumere parenti o persone vicine in qualche modo al datore di lavoro nei posti pubblici. Questo significa che per noi è anche una rivoluzione etica, quindi un po' tutti dobbiamo cambiare. La comunicazione, essere cortesi, rispondere alle persone quando ti chiamano, subito o ragionevolmente presto. L'essere cortesi, il dire sempre prego e grazie, il saper dire scusa qualche volta è indispensabile, l'umiltà. Perché? Perché noi veneti emigrati all'estero abbiamo dovuto fare imparare tutte queste cose qua, mettere la superbia da una parte e dimostrare il nostro merito sul campo, perché altrimenti non sopravvivi. E proprio per questo, ritornando, ci arrabbiamo a vedere che voi, che avete merito, che lavorate duramente e di cui qui a occhio e croce vedo probabilmente il 25% c'ha dei figli che sono costretti ad emigrare, siete invece condizionati e comandati da un tipo di cultura, di etica orribile, per cui il merito non conta, per cui contano le raccomandazioni,
i titoli, i titoloni, che tanto sono tutte cose vuote spesso, l'appoggio dell'amico, l'appoggio del politico. È questo che siamo venuti qui a cambiare, se no non ci venivamo. Quindi noi vogliamo rivedere la Repubblica Veneta anche con i valori morali che aveva un tempo, dove chi sperperava soldi pubblici veniva punito molto ma molto severamente. Adesso, per dimostrarvi che noi siamo gente che fa, e mi piace quello che ha detto Gianni prima di plebiscito. Il plebiscito è pragmatico, a me è piaciuto fin dall'inizio il plebiscito, proprio perché hanno questo stile, questo spirito pragmatico, conta il merito, conta le cose che si fanno, e si è visto in massa, è stata una cosa incredibile che ha stupito praticamente mezzo mondo. E per dimostrarvi che noi dobbiamo essere all'altezza dei compiti che ci sono affidati dalla Repubblica Veneta, invito qui a parlare alcuni ragazzi del nostro corpo diplomatico e possibilmente anche della mia squadra del capitolo esteri, aspettate un attimo, del Libro Bianco, che è un progetto a parte di cui non è il caso di parlare in dettaglio questa sera, ma che vi ricordo a Venezia, sabato all'Hotel Amadeus alle 3 presenteremo il progetto di consultazione popolare dei cittadini veneti per costruire la nuova legislazione e possibilmente, se i cittadini sceglieranno così, anche la Costituzione della nostra Repubblica. Progetto che è diviso in vari capitoli, fra cui anche uno dedicato agli esteri, di cui sono direttore. Adesso a me piacerebbe che il consulente diplomatico per la Spagna, per il Giappone e per la Repubblica di Abkhazia, che insieme all'Ossetia è una delle nuove repubbliche che si sono in qualche modo staccate dalla Georgia, venissero qua e vi salutassero e io li presenterò uno per uno. E poi ho visto anche alcuni ragazzi del mio capitolo della squadra degli esteri, c'è la Sabrina là in fondo, se può venire per cortesia, e poi ho visto anche Giovanni, anche te. Allora vorrei cominciare con Alessio Zilio, è il consulente diplomatico della Repubblica di Veneta in Abkhazia, ma è anche il responsabile del Ministero degli Esteri di questo Stato qui da noi. Alessio? Sì. Sì, buonasera a tutti. Come ha già detto Giovanni, io sono Alessio Zilio, rappresento la Repubblica Veneta sia nella Repubblica di Abkhazia che dell'Ossetia del Sud. Sono due paesi che probabilmente molti di voi non conoscono perché sono situati nel Caucaso e sono paesi secessionisti, secondo la Georgia, che li rivendica. In realtà sono indipendenti da oltre 20 anni e dopo la caduta dell'Unione Sovietica magari ci sarà una conferenza per poter parlare meglio di queste due realtà che sono molto vicine a noi e che già ci stanno dimostrando una grossa amicizia. Io ho la possibilità di parlare sia con il ministro degli esteri Chirikba, che rappresenta la Repubblica di Abkhazia, che Sano, che per l'Ossetia del Sud, e presto avranno anche un piacere di visitarci per conoscere poi tutta la dirigenza di Plebiscito EU. Grazie di tutto. Grazie Alessio. Alessio ha già cominciato a collaborare nell'apertura dei dibattiti territoriali del Libro Bianco la settimana scorsa a Giuliano per quel che riguarda l'Unione Economica Euroasiatica, che è questa nuova realtà che sta crescendo con la Russia, il Kazakistan e la Bielorussia e alcune nuove repubbliche, e che sta spostando letteralmente l'economia, la geoeconomia verso la Russia e verso la Cina in sostanza. Ancora una volta i diplomatici veneti sono già là in prima linea, come vedete. Adesso abbiamo il consulente diplomatico per la Spagna, Tiziano Busato. Salve, buonasera a tutti. Allora, ho accettato con grande piacere ed è un onore
per me questo incarico. Io diciamo per motivi professionali da quasi 20 anni ho modo di frequentare la Spagna, il Regno di Spagna, diciamo soprattutto in ambito economico, diciamo per scambi commerciali con aziende, e grazie diciamo a queste mie frequentazioni, a queste mie conoscenze, anche l'ottima conoscenza della lingua castigliana, della lingua spagnola, ho accettato con enorme piacere questa proposta e sono fiero di rappresentare la Repubblica Veneta nel Regno di Spagna. Grazie a tutti, buonasera. Grazie Tiziano. Adesso vi presento un personaggio magnifico come tutti gli altri. Questo è però anche un famoso tenore, come baritono, scusami, internazionale molto noto in Giappone. A voi Roberto Bortoluzzi. Buonasera fradei veneti e sorelle venete. Per me è stato un grandissimo onore essere nominato consulente diplomatico in Giappone, perché nonostante queste parole sotto l'Italia abbia perso il suo significato originario, mi sono onorato di essere un servitore di Serenissima. E voglio dirvi anche una roba, se mi permettete. Se è tutto giusto parlare di economia, di tutti i furti che subiamo, è tutto giusto, tutto perfetto, però mi ve pregaria tutti quanti di mettere il cuore. Se domani mattina la Repubblica Italiana aneassa qua i nostri schei, ne fa decidere delle nostre sorti, aneassa far tutto quello che vogliamo, mi continuerò a essere indipendentista, perché per me l'unica roba che conta è sventolare il leone. Non mi interessa il resto. E se vuol rubarmi i schei per farmi sventolare il leone, che mi roba ancora. Non mi interessa, ma il leone deve essere sempre in alto. Bravo Roberto. Adesso vorrei presentare due ragazzi altrettanto straordinari che sono parte della nostra squadra per il capitolo esteri del Libro Bianco. Sono esperti in diritto internazionale, sono esperti del mondo delle dogane, dei flussi doganali. Abbiamo già iniziato una serie di dibattiti su questo perché dobbiamo adesso raccogliere la vostra opinione, perché questo è lo spirito del Libro Bianco, su che tipo di relazioni estere vuole la Repubblica Veneta in Europa e nel mondo. Faremo molti dibattiti di questo tipo, li troverete tutti pubblicizzati su tutti i siti di plebiscito o blog correlati, quindi tenete d'occhio. A voi Giovanni Pagotto, che si occuperà della Russia molto presto perché ci andrà a vivere in sostanza in settembre. Prego Giovanni. Buonasera a tutti, sono Giovanni Pagotto, come ha detto lui, sto avendo l'onore di collaborare con il Libro Bianco, con questo bellissimo progetto. Sono solo momentaneamente qui in Veneto, ma per quello che posso sto servendo la Repubblica nei limiti di tempo, insomma, farò il possibile per fare un ottimo lavoro nella squadra. Giovanni si sta laureando all'Università di Aalborg in Danimarca, ha già consegnato la tesi, quindi dobbiamo chiamarlo adesso dottor Pagotto. Poi abbiamo la dottoressa Sabrina Fattori, anche lei esperta nel mondo delle dogane, è laureata in economia e commercio ed è anche lei un membro della squadra del capitolo degli esteri del Libro Bianco. Sabrina? Buonasera a tutti. Vabbè, non me la sarei mai aspettata di trovarmi su un palco a rappresentare il Libro Bianco, di farne poi parte anche. È un progetto entusiasmante, bellissimo.
perché dà l'occasione intanto di imparare tante cose, di valutare, di farsi delle idee su quali sono le alternative a quello che stiamo vivendo ora, consapevolizzare la gente su quali sono le alternative e cercare di far aprire gli occhi alla gente. E credo sia importante perché la gente deve imparare a valutare, a vedere e scegliere delle cose, no? Non deve delegare e farsi prendere la vita e farsi pilotare in tutto, ma deve essere consapevole, prendere le decisioni insomma, che la riguardano da vicino nella vita. E il libro bianco insomma un po' serve anche a questo e con entusiasmo ne faccio parte. Grazie. Grazie Sabrina, quindi concludo dicendovi che ci troviamo adesso ci avviciniamo a chiedere il riconoscimento ufficiale della Repubblica Veneta ad altri governi nei prossimi mesi. Questo sarà il nostro lavoro. Se vi interessa il libro bianco, a Venezia, Hotel Amadeus, sabato alle 3. Allora, non so se si sente, sì. A nome della... Va e viene, si sente? Sì. A nome della delegazione di 10 ho l'onore di darvi la pergamena con la dichiarazione di indipendenza della Repubblica Veneta del 21 marzo scorso a Treviso. Grazie ragazzi, voi siete il nostro orgoglio e siamo tutti con voi. Grazie anche a Giovanni che sta facendo un lavoro straordinario e a tutti voi. Complimenti veramente. Continua così che attraverso di voi... Grazie. Prego, accomodatevi carissimi. Bene, grazie. Ancora. Ciao, ciao. Grazie. Ciao ragazzi. Grazie. Grazie. Complimenti, complimenti, complimenti.